Due manifestazioni tradizionali, ricchi di storia, ricchi di cultura, che portano l'eccellenza del loro prodotto ad essere il protagonista di fatto. Da una parte la sagra dei Bisi di Colognola ai Colli, giunta quest'anno alla sua 66esima edizione, e dall'altra la festa medievale del vino soave, che entra a far parte di questo sposalizio insieme alla sagra di Colognola ai Colli, mettendo insieme ovviamente quello che è il prodotto. Da una parte il pisello Verdone Nano, ovviamente il detto Bisi, insomma, del territorio di Colognola ai Colli, e dall'altra ovviamente il vino soave. Poi immersi in un contesto collinare e paesaggistico straordinario, immersi ovviamente anche in un contesto storico medievale, come di fatto è il borgo ovviamente di Soave, uno dei più belli borghi riconosciuti d'Italia, e con il lavoro straordinario di tantissimi volontari, grazie alle Proloco, grazie all'Associazione Bisicoltori, come grazie ovviamente ai produttori di vino, riusciamo davvero a creare un unico mix di grande qualità, di grande eccellenza in un territorio, quello veronese, che è un orgoglio anche per il Veneto, perché continuiamo a tutelare, a sostenere l'identità e l'eccellenza del nostro territorio, e quindi dal 17 al 27 di maggio ci sarà la possibilità davvero di che sbizzarrirsi all'interno di Soave, all'interno di Colognola ai Colli. Oggi sono a promuovere la sagra di Colognola ai Colli, la sagra dei Bisi, che sarebbe il Verdone Nano, un prodotto tipico del nostro territorio. 66esima edizione, questa è di grande importanza, sono orgogliosa di questo. Ringrazio la Proloco e l'Associazione Bisicoltori, che negli anni ha fatto sì che la nostra sagra, da un piccolo mercatino in paese, si sia evoluta tantissimo con numeri eccezionali. La nostra sagra in pratica coincide con la festa anche a Soave, la festa medievale, e quindi noi siamo resi disponibili per una collaborazione sia con i sindaci, con le Proloco e con tutti i volontari, per rendere così più evidente e promuovere quello che è il nostro territorio dall'est veronese. Questo è il secondo anno e lo spostamento viene fatto tramite una navetta, facendo sì che i turisti di Soave si rechino a visitare Colognola e i turisti che vengono a Colognola si recano a visitare la bellezza anche di Soave, borgo storico medievale. Festa medievale del vino soave, già il nome rivela quello che sono i contenuti della manifestazione, perché ovviamente oltre all'architettura medievale di Soave che tutti conoscono, celebriamo il nostro vino bianco, che è uno dei bianchi più importanti d'Italia e anche a livello internazionale. Pensate, più di 6.000 ettari vitati, 2.730 viticoltori che ogni anno producono 47 milioni di bottiglie di vino, che diventano anche loro ambasciatori del Made in Italy nel mondo, perché il 29% finisce in Germania, il 15% Regno Unito, 8% Stati Uniti e pensate il 2% addirittura in Giappone. Quasi 1 milione di bottiglie che letteralmente fanno il giro del mondo per raccontare il nostro territorio, e quindi veramente un paesaggio ricco da scoprire, e che ha avuto anche solo uno dei 2 siti in Italia assieme agli Olivi di Assisi e Spoleto il riconoscimento dell'ONU e della FAO di sito agricolo di importanza mondiale. E poi è un luogo dove si producono oltre al vino anche altre tipicità. Infatti oggi abbiamo avuto l'onore, la faccio vedere, di ricevere dalla regione la denominazione DECO per un dolce tipico di una frazione di Soave che è Costeggiola, dove si produce questo ruffiolo di Costeggiola, quindi non solo vino, ma aggiungerei qualcosa che si può anche accompagnare al vino. Io sono qui oggi per appunto promuovere il nostro territorio, soprattutto il Borgo di Borghi anno 2021-22. Soave è un paese medievale. Per la festa del 17, 18 e 19 maggio, chi avrà voglia e chi vorrà calarsi veramente nell'atmosfera medievale, venite a Soave. Noi promuoviamo il territorio, ma soprattutto promuoviamo tutto quello che è medievale in quei giorni lì. Quindi il nostro vino sgorgerà come sempre dalle botti, ma tutto questo sarà coronato da feste, giullari, saltimbanche, sputafuoco, tutto quello che è la rievocazione storica del nostro paese. Di solito noi ci aggiriamo sui 15.000 persone perché vengono da tutto il territorio, essendo un momento molto importante.
come adesso è un periodo in cui la gente va a cercare il Medioevo per l'atmosfera e per le sensazioni del tempo. Quest'anno avremo anche il banchetto medievale, che è un momento molto importante, sarà quello che darà l'avvio alla festa medievale. È un banchetto molto importante, ci sarà il Cansignoro della Scala che ospiterà chi vorrà venire al nostro banchetto e naturalmente avremo un menù prettamente medievale e sarà veramente una cosa fantastica e molto molto sentita per le emozioni che si potranno provare. Durante la nostra sagra si degustano i cosiddetti bisi di Colognola, che sono coltivati nelle nostre colline, che sono dei piccoli vulcani che danno un particolare sapore dolce ai bisi che vengono coltivati da noi. Quindi i nostri 20.000 piatti circa che verranno serviti alla sagra saranno, diciamo, tutto frutto delle nostre colline, dove si produce bene sia i bisi di Colognola, ma anche si coltiva la vite e si produce anche da noi il vino soave, perché facciamo parte di questa DOC meravigliosa che insiste nelle colline dell'est veronese. Quindi vi aspettiamo alla nostra sagra dei bisi per degustare questo prodotto d'eccellenza che viene prodotto nelle nostre colline.